Allora, per dichiarare il mio voto favorevole per la salvaguardia dell'occupazione, quindi contro il disinteresse reale e la subalternità politica del Presidente Cappellacci e della sua Giunta al governo di Berlusconi, davvero poco interessato al bene dei sardi. Subalternità del Presidente Cappellacci ad una missione che Berlusconi gli aveva imposto, altro che posti di lavoro. Era la svendita delle coste, del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna con la... Presidente, però io ho diritto ad andare avanti. Ragione, onorevole Giunchetti. Prego i colleghi di prendere posto, grazie. Quindi la missione precisa era quella della svendita delle coste, del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna con il cosiddetto piano casa. D'altra parte non c'era casa e non era prevista la casa per chi non l'aveva e per chi non poteva né comprarla né ristrutturarla, ma si trattava di un piano invasivo di cemento per gli amichetti della parrocchia, ovviamente, la parrocchia che ha sostenuto il Presidente Cappellacci in campagna elettorale e quindi promuovendo con ciò una nuova dipendenza coloniale della Sardegna ai soliti voleri d'oltremare e con l'umiliante complicità di certi sardi, di certi sardi. Basta chiedersi chi ha stappato la bottiglia per i festeggiamenti della vittoria elettorale del Presidente Cappellacci e per chi ha la memoria corta in aula. Io consiglierei di andare a rivisitare il filmato del Brindisi e probabilmente capirà meglio che cosa è avvenuto a Cagliari e non solo a Cagliari ma nel resto della Sardegna. Quindi la missione non era solo quella del salvataggio dei posti di lavoro dell'industria, era ben altro che 100.000 posti promessi. Grazie.